Per una volta cominciamo dalle cifre e dai confronti. 2 anni fa, dopo 8 giornate, era terzo in classifica e l'anno scorso, a questo punto del torneo, aveva 2 punti in meno. Il Treviso più sale di categoria, più si ritrova a proprio agio. Ora vanta il secondo posto solitario in graduatoria, la miglior differenza reti del girone insieme al Siena e sicuramente il gioco più brillante. Magari, ma in merito non ci sono classifiche ufficiali, i biancocelesti primeggiano anche nel numero di pali colpiti. Ieri, ad esempio, è toccato a Bonavina. Oggi nel primo tempo eravamo in grande giornata dove tutto veniva anche bene. Costa ha fatto un grande gol e ci ha aperto un po' la strada. E poi nel secondo tempo, appena entrato in campo, abbiamo fatto il terzo gol e là la partita è stata chiusa. E allora vediamo subito il capolavoro di Alessandro Costa, che mette fuori causa 3 difensori e segna con il suo piede meno preferito. Devo cercare di abituarmi a giocare, a fare quello che il mister mi chiede. Lo sto facendo bene, sto cercando di avere anche un po' più di cattiveria delle volte, perché sembra che mi manchi, però sono abbastanza contento, dai. Con Maino che si infortuna, Pilon sarà costretto a sostituirlo con Lombardi spostando dal compare in fascia. Il Montevarchi ne approfitta, ma Bacchi non è disposto a smentirsi. Quindi arriva il raddoppio, Costa si fa apprezzare anche nei panni di suggeritore, Fiorio rifinisce e Bonavina insacca, 2-0. Direi che abbiamo fatto per una buona ora di partita, abbiamo fatto molto bene, abbiamo pressato, abbiamo chiuso tutti gli spazi e soprattutto abbiamo realizzato 3 splendidi gol con altre occasioni. In avvio di ripresa, un fallo ai danni di Fiorio viene punito dal direttore di gara con il calcio di rigore. Dal dischetto l'attaccante non sbaglia. A questo punto la partita è virtualmente chiusa. Il Montevarchi colpisce una traversa, segna, se vogliamo, un gol per così dire fantasma che pochi riescono a vedere e va vicino al 3-2 con un tiro dalla distanza che finisce contro il palo. Poco importa perché il Treviso ormai ha già mostrato il meglio di sé.